Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti del Comandone Veneziano, siamo su Forza Motorsport 4. Ragazzi, intanto ringrazio quel tale Ale che mi ha mandato un messaggio, che mi ha spiegato un po' le modalità di gioco, della modalità carriera. Ti ringrazio, sei un grande, veramente seguo il tuo canale, eccezionale. Infatti consiglio il canale di quel tale Ale, anche se insomma non c'è bisogno, insomma è un canale già bello avviato con tantissimi iscritti, è veramente bravo, poi nei giochi di guida è veramente un fenomeno, quindi ciao a quel tale Ale. Adesso però andiamo a dominare il mondo, che sinceramente ho voglia di dominare. Gareggia, World Tour e andiamo. Insomma, capire qua, detto che purtroppo La divisione amatore è leggermente più lunga e prevede l'utilizzo di vetture più veloci quali 2 volumi e coupé. Sì, ma non me ne frega un cazzo, cioè io voglio giocare, cioè. Ste voci Preparati a visitare nuovamente la Svizzera e le tortuose strade delle Alpi Bernesi. Le Alpi Bernesi. Allora, vediamo qua se devo scegliere tra uno di questi tre qua. Allora, confronto 3 cilindri, bonus 3000. Questo mi dà fronte alle migliori vetture di classe F, più 25, boh, vedi, ho capito. Più 2, premio 3000. Non lo so, voglio soldi, sinceramente. Vediamo gli avversari. Gli eventi disponibili variano a seconda della Cambia vettura auto. selezionata. Per avere accesso ad altre competizioni devi semplicemente cambiare auto. Va bene. Non ho altre auto adatte in garage. Avversari 199, 190. Proviamo, dai. Vai che andiamo. Divisione amatore. Ho capito, evidentemente devo scegliere una delle tre, quella che insomma mi dà il bonus migliore, teoricamente, dai, quello è il discorso. Citroen C1. La Citroen C1, la Citroen Comandone 1, Citroen Comandone 1. Comunque ragazzi, ringrazio tutti veramente. Mi state supportando e sopportando alla grande, non me lo sarei mai aspettato, sinceramente, soprattutto d'estate, che è un momento, insomma. Oh, primo pomeriggio meno 4. Sono proprio felice, ragazzi. Cioè, siete proprio voi il canale, perché alla fine, ripeto sempre, sono anche noioso, però senza gli iscritti, senza la gente che commenta, senza i vaneggi, il canale puoi fare anche tanti video belli, ma siete voi l'anima, il cuore e il culo anche ogni tanto. Inizia la gara, scusate ragazzi, il caldo, un po' di pietà, cioè sto morendo con le G35. È un momento difficile. Allora le funivie, che belle. Ah, qua ho fatto la primissima gara, quella diciamo di introduzione. Vai Comandone con la Citroen Comenda 1. Guarda che bello sto scenario, fiori le Alpi, Svizzera. Il Comandone se ne va. Voglio vincere tutto con la Citroen C1. Guarda che roba, mamma mia. Sono tornantini svizzeri, che li voglio dominare. Però buono le prime due, Portiamo a casa la vittoria in Svizzera. E lotta ragazzi, e lotta con la Citroen Comenda 1. Vai esternazzo puro, vai di esternazzo puro, vai di esternazzo puro. Mamma mia, sbagliata come indiana. Vediamo la scia con questo po' di macchine ragazzi. Abbiamo risalito un camion, Euro Truck Simulator. Comandone in prima posizione. Comandone vuole soldi per comprarmi macchine fighe, cazzo.
ragazzi, il commento sta pitturando. Sta proprio pitturando il comandone. Mamma mia che pilota, mamma mia che fenomeno, mamma mia. Ragazzi, allora, prenotazione del mese, l'ho prenotato. Pronto Total War 2 e si gode. Formula 1 2013 per Xbox, però ragazzi, perché voglio sfruttare un po' anche l'Xbox. È anche bello registrare con la Nvidia. Prenotato, quindi non Total War 2 PC. F1 2013 Xbox. PES 2014 PC. FIFA 14 Xbox 360. GTA 360. Cazzo ho prenotato? E basta, mi pare. Quindi ho già messo via un po' di soldini, insomma. Dobbiamo spendere un po' di soldi, cazzo, dobbiamo fare girare questa economia, Dio santo. Ancora la cagata, la sbandata comediana, mamma mia. Siamo in testa di brutto. Il comandone va a vincere il Gran Premio delle Alpi Veronesi. Altri 6.000 euro che arrivano. Ok. Ma 9.000 anzi. Preferisco avere soldi, ragazzi, devo accumulare perché voglio voglio comprarmi le macchine fighe. Poi devo fare anche ragionamento per la Porsche. Per la Porsche. Per la Porsche. Evento completato. Congratulazioni, brutto stronzo di merda. Dove andiamo? Sono andare in Italia io però. La prossima tappa del tuo tour è situata appena a sud di St. Petersburg, in Florida, Oh, in dove si Florida. trova il Sunset Peninsula Raceway. Il sunset. Che bello il sunset. I soldi sono sempre gli stessi. Questa ce l'ho la macchina. Sì, proviamo sta qua. Così cambiamo anche macchina. Cazzo, ho saluto anche i coglioni. 2,72 avversari. Bella, ci siamo. Inizia la gara e andiamo. Divisione amatore 2 su 7. L'originale Roadmaster, la MX5 Miata del 94, il protagonista di questa serie. Il comandone è caldo. È caldo. È caldo. Mazza, non vedo l'ora di avere il Ferrarone, voglio il Ferrarone cattivo, voglio il Ferrarone di Ricchi e Barabba, voglio la testa rossa. Sunset Peninsula Raceway, circuito club, 3,12 km, ambiente, primo pomeriggio 28 gradi negli Stati Uniti. Sunset merengue yogi. Che cazzo so io dirti, mamma mia. Come si è ridotto il comandone però. Cioè veramente. Comunque ragazzi, invito tutti quanti, se avete voglia, di guardare anche i video di una volta del comandone, le playlist. Vai con Civilization, con Fly Simulator, con tantissimi giochi ragazzi. Qui ci sono video ancora più rincoglioniti di questi, quindi ragazzi, no? Mamma mia. Me la godo la mazza. Mamma mia, la cometa sta pitturando ragazzi. Con le sportellate davanti intanto.
piuttosto di fumare cannoni e tutto, spendeteli in belle donne, chiaramente non prostitute, ma con la vostra ragazza, comprate tanti bei regali, portatela sempre a mangiare fuori, i videogiochi, non c'è due cose migliori, figa, videogiochi e calcio, chiaramente. Spendete solo queste cose e vaffanculo le sigarette, vaffanculo l'alcol e vaffanculo la discoteca. Questo è il consiglio di zio Cumento. Possiamo vincere la gara. Poi la vittoria comediana, ragazzi. Finora comunque ce la stiamo cavando bene, con un livello di difficoltà neanche facilissimo, insomma, perché comunque abbiamo tolto un po' di aiuti, un po' di roba. Ma come non lo sapete, è un professionista dei giochi di guida, c'è il gondolaro più gondolaro del mondo. Final lap come dirà il ragazzo. Che caldo, mi morti. Sta Mazda mi piace, una buona macchina. Sono lenti, chiaramente. Devo cercare di non sprecare soldi con l'elaborazione perché voglio accumulare il più possibile per comprare macchinoni. Ci sono anche video solo di tuning e di grafica. Sicuro che devo aumentare un po' con i soldi e le macchine perché insomma sono macchine incredibili. Abbiamo un vantaggio non meraviglioso, secondo me. Tagheo. Comandone, occhio. Signori, altro successo per il talentino veneziano, il commenda veneziano, pilota di Formula 1, di macchine da strada, da corsa, da rally, MotoGP, mamma mia. Attenzione che si sta avvicinando, cazzo, non so il perché, ma si sta avvicinando. Ma perché sta roba? Mamma mia. Vittoria sudata, grande comandone. Continua. E danno, ma perché? Ma che danno ho fatto? Ma non potevi incogliere. Bene. Finita l'otto. Molto bene, il comandone veramente sta dominando al massimo. Caldo, caldo, caldo. È un caldo polare o un freddo? Oh, bene, allora. Ibiza. Io sono italiano, fai prima le macchine italiane, cazzo, ci posso fare niente, sono nazionalista. Grande Alfa Romeo. Vai. Altra vettura nel carniere del Comendone, voglio tutte le macchine del gioco, non mi interessa. Evento completato, congratulations, congratulations. Dove andiamo adesso? A Tarvisio? La tua prossima gara ti porterà nello spettacolare scenario del Camino Viejo de Montserrat. Il cammino. Che bello. In multiclasse estremo devi finire al primo posto nel tuo gruppo, mentre condividi il tracciato con un altro gruppo di auto molto diverse. E quindi? Ho più un cazzo. Allora, questo evento multiclasse per 12.8. Bonus affinità 100. Boh, questo evento multiclasse tracciate. Classe D. Vediamo se ho qualcosa qua. Cambia auto, vediamo. D350. Ok. Avversari. Sì, ma come cazzo faccio? Boh, non ho ben capito. Proviamo. Che condivide tutto con vetture di classe D aperto al settore classe S. Va bene.
Oh, proviamo, non ho ben capito. Cioè, io ovviamente devo battermi contro il Lamborghini. Contro un diavolo gasato. Alfa Romeo, mito. Sei un mito, Alfa Romeo. Alfa Romeo e Giulietta. Ho caldo, sto delirando più del solito. Scusate, ragazzi, veramente, l'è difficile, l'è dura, l'è complicata. Località. Camino Viejo de Montserrat, circuito mini. Ambiente. Tarda mattinata, 24 gradi. Mi piacciono però i scenari, sono proprio belli. Vai. Io contro i mostri, fioi. Ok. Come cazzo faccio? Ah, io devo vincere nella mia testa. Oh! Figlio di puttana. Ah, devo capire solo che questa cosa, però va bene. Dai che si superano anche i Lamborghini. Andiamo alla macchina e dai, è bella, raga. No! Madonna. Bellissimo, vedo all'esterno, dai. Andiamo a vincere la nostra categoria. Infatti siamo primi, 6 giri. Ah, ok, però il circuito è veramente velocissimo. No, madonna, no. Si deve giocare a Black Ops 2, vecchio, mi dispiace, ma sto registrando, ti saluto, però sei un grande, ti voglio bene. Scusate, ma sono in crisi perché devo vincere. Madonna. Trova nell'occhio. Oh, che male. Oh, ok. Devono superare le Lambo, però. No, no, non ho per campi, non per campi, non per campi, non per campi. Vincere con l'Alfa Romeo, la prima gara stagionale con l'Alfa Romeo. Cuore italiano, fiori. Mamma mia. Quasi finito sta gara. Ma dove sono le Lambo? Eccole qua, no. Eccola qua. Non è la Lamborghini, che cazzo di macchina è? Non so. Bravo, guardone. C'è la Pagani Zonda, fioi. E la Lamborghini. Le voglio anche io con le macchine, però le voglio anche io. Guarda come pompa, guarda come pompa. Dai che la supero, dai che la supero! Vado per campi. Mamma mia, sportellate qua, Lamborghini, cos'è Corvette? Cazzo è quella di sinistra. Ferrari, 1-0, non capisco più niente, ragazzi. Bella, è troppo stanco, non capisco neanche le macchine, ragazzi. Continua. Simpatizzante al Alfa Romeo. 10.000 euro. Come godo, che libidine, che libidine. Ok, connotazioni, hai completato questo evento. Adesso mi regali la Ferrari, chiaramente, no? Niente. Per il prossimo evento dovrai sfrecciare California. sotto il caldo sole della California, Ariola. a Laguna Seca. Laguna obesa, appena fatta con MotoGP. Allora, 4.500, 500, 3.000, 4.000, Alfa Romeo Mito. Faccio questa, vediamo gli avversari sono lo stesso, 350, ok.
questa e poi chiudiamo qua il video. Divisione motori in questa Spec Series. Scende in pista le 2 volumi Turbo F VWD Alfa Romeo e la Mito. Sì, il caldo mi fa proprio dei brutti scherzi, però è veramente, cioè... Ragazzi, il 12 settembre, ragazzi, GTA, no, cioè non ce la faccio più per GTA, voglio troppo giocare, sembra un capolavoro di proporzioni obese, cioè una cosa irreale. Monterey, USA, United States of America. Vai, che ho bisogno di soldi. Ho bisogno di soldi, amor mio, ho bisogno di soldi. Vai, Comandone Laguna Seca, la conosciamo benissimo. Ecco la cagata, Dio santo. Che cagatissima che ho fatto. Che cagata mediana. Però ragazzi ho deciso di non riavviarci, se non arrivo primo cazzi miei. Non voglio sempre vincere, se vinco bene, se non vinco cazzo del Comandone. Ora curva c'è il cavacazzi, faccio il cavacazzi. Bravo Comandone, che bello, il motore su come distruggere le macchine. Su come distruggere le macchine, vai, commenda veneziano. Attenzione, un fuori pista intanto davanti. Dai, sfruttiamo la bagarotta. Sportellato comendiale. E dobbiamo pagare un po' di danni, cazzo, sì. La fiancata destra è andata. Dobbiamo pagare 6 milioni di euro di danni. E dobbiamo vincere, cazzo. Questa sfida è molto complicata. Anche la fiancata a sinistra è andata, è ufficiale. Dai. Staccatona, bravissimo. Occhio Drapone. Prova il controsorpasso l'Alfa Rossa. E in vantaggio in testa. Andiamo all'esterno. Oddio. Ah, Comandone. Dai, la cavacazzi, cerchiamo di chiudere al meglio. Prima gara un po' sofferta, anche forse la seconda, anche quella del circuito là ovale.
faccia più. Congratulazioni, non mi regali neanche una macchina, ma cagare. Buono raga, prossima gara, ce la speriamo nel prossimo video. Il prossimo evento si disputerà sul moderno Grand Prix Circuit del Nürburgring. Ok. Buono raga, allora prossimo video vai di Nürburgring, un saluto dal Comendone accaldato veneziano. Ciao! Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano.